emozione, è una cosa che ti parte dal cuore, ti viene a seguire il santo perché tu sei qui, lo vivi e fai 4 giorni tutti e 4 con lui. So che ha liberato Cagliari dalla peste e quindi speriamo che ci liberi anche dalla guerra, che è quello che ci serve veramente. Siamo nel cuore della festa di Sant'Efisio a Cagliari con il direttore organizzativo della processione della festa, Ottavio. Cos'è questa festa? Come si sviluppa? Quali sono i momenti salienti? Guarda, sono veramente tanti, ma diciamo che quello che colpisce di più, che coinvolge di più sotto tanti aspetti la processione di Sant'Efisio è quella che, come dire, abbiamo ogni anno l'orgoglio di sciogliere un voto. Cioè 367 anni fa la municipalità cagliaritana ha proprio preso un impegno per iscritto, cioè ha voluto significare la gratitudine nei confronti del santo che ha liberato la nostra isola da una terribile pestilenza. Da quel giorno tutto il popolo si è, insieme alla municipalità, impegnato per rendere solenne questo viaggio. Un viaggio, come dire, pellegrinaggio, di fede ma anche di tradizione, di cultura popolare, un legame inscindibile fra l'uomo e il suo santo, cioè fra il cagliaritano, il sardo e il suo santo protettore. Pensa che è un cammino che dura 4 giorni, coinvolge 5 comunità, c'è un cambio degli abiti, del cocchio, pensa i canti dei rosari, pensa le pregadorias, cioè quelle preghiere in lingua sarda. Benedicta sei tu tra totus feminas. C'è i votivi, gli stendardi di tutte le processioni dell'isola, ecco, per Sant'Efisio confluiscono qua. 3.000 persone a piedi, 250 cavalli, le tracas, gli antichi mezzi di trasporto della comunità agricola e contadina che servivano per portare gli uomini e le donne in pellegrinaggio. Insomma, veramente un mondo straordinario e un mondo che per noi è sempre più vivo. Sono passati 367 anni da una fede ormai millenaria nei confronti di Efisio e il nostro fuoco è sempre più vivo. Per cui possiamo dire che storia, cultura e fede, soprattutto anche cultura sarda, si fondono in un tutt'uno. Come lo vive il popolo questo momento unico dell'anno? Guarda, ci sono molti sentimenti. Parlare del rapporto con Efisio, noi spesso lo chiamiamo così, il nostro santo, è molto difficile perché ci sono migliaia di sfaccettature. A volte c'è un rapporto talmente intenso che nasconde dietro delle problematiche, dei drammi, dei dolori personali e familiari. Mi era stato diagnosticato un tumore, dopo che mi hanno fatto l'intervento si sono accorti che il tumore si è atrofizzato, dunque Mi ha dato... non c'è più, non c'è altro che la fede che abbiamo per lui. E tutto l'anno non si fa altro che pregare e preparare per il prossimo Sant'Efisio. In altre occasioni invece c'è la gioia e la gratitudine per aver risolto un problema di fede o di relazioni. E in altri casi invece c'è l'orgoglio di esserci, cioè pensa che in processione, quella che precede il santo, ci sono uomini e donne che indossano l'abito che è l'abito che rappresenta l'identità della propria comunità e quindi ciascuno è orgoglioso di dire io sono qui, rappresento la mia fede ma rappresento quella di tutta la mia comunità. Noi in processione spesso vediamo il cocchio, che è un cocchio seicentesco, barocco, bellissimo, trainato da un gioco di buoi possente, che vive tutto l'anno per questo. E allora ogni volta che si ferma c'è un'attenzione particolare, perché vuol dire che qualcuno sta mettendo un ex voto, sta facendo una richiesta e allora dietro c'è una storia, c'è una vita, ma c'è anche un rapporto di speranza. Ecco, questo è Efisio. Durante la processione c'è un momento speciale. Sì, è molto spettacolare perché noi amiamo, come dire, salutare il nostro santo nel modo più bello possibile, cioè quello di stendere un tappetto di fiori, di petali, ma anche quelle erbe profumate che come passano i cavalli, come schiacciano queste erbette, lasciano uscire questo profumo della macchia mediterranea.
Questo per noi è un modo per dire al santo, insomma, che veramente gli vogliamo bene, che siamo onorati di poter essere noi, di entrare nella nostra piccola storia e dire ancora una volta grazie a Sant'Efiso. Questo è il nostro modo.